Pensiero del giorno, mercoledì 23 aprile. Infondere speranza. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 31. Il brano che si apre con questo versetto è stato chiamato l'inno della speranza cristiana, e cioè di quella virtù che ci dà la forza di essere fedeli alla chiamata di Dio nonostante tutte le difficoltà che potremo incontrare nel nostro cammino. Come allora vivere questa parola? Essendo anche noi gli uomini della speranza. Ciò significa non chiuderci nel nostro passato, ma buttarci fuori, gettar tutto in colui che è capace di colmare ogni vuoto, credere che Dio porterà a compimento l'opera della nostra santificazione, credere che il Vangelo è possibile, che il bene è più forte del male e che nessun atto di bontà vera resterà senza frutto. Essere convinti che il domani, costruito da Dio, sarà più bello dell'oggi. Saper subordinare i nostri progetti, sempre piccoli, ai progetti immensi che Dio tiene nascosti nel suo amore. Certe scuse che uno potrebbe addurre: non me la sento, non ce la faccio, il coraggio chi se lo può dare? Dio mi ha dimenticato e così via. Ormai non reggono più. C'è Dio il quale si è schierato dalla nostra parte. C'è Gesù che è morto ed è risorto per darci speranza e per fare di noi delle persone capaci di comunicare speranza. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita di marzo 1985. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.